a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi prenderemo in esame due locuzioni che hanno un significato molto simile, anche se sono due frasi completamente differenti. La prima è fessaria e caffè. Con il termine fessaria e caffè si intendono le chiacchiere da bar, una discussione o un litigio assolutamente inutile che si può ottenere per esempio sul bancone di un bar. L'origine del termine fessaria può derivare sia dal fatto da fesso, quindi una cosa stupida, ma può anche indicare in questo caso il solco che si trova dentro il chicco del caffè, per indicare una cosa insignificante. La seconda locuzione è cose niente. Quando una persona dice a un'altra che qualcosa è cose niente, sta a indicare che è una roba da poco, che non vale molto, che un piacere fatto a un amico è cose niente, soprattutto se il piacere è piccolo, breve. Rispetto però alla locuzione iniziale fessaria caffè, quando si dice cose niente spesso si usa un'accezione negativa. E cose niente nel senso anche quando qualcuno ha fatto un danno a un'altra persona, cerca di scusarsi e l'altra persona, abbozzando una risposta, forse anche per indicare in realtà il danno che è stato compiuto, dice non ti preoccupare, è cose niente. Lo usa anche spesso in maniera ironica e sarcastica. C'è una bellissima scena tratta da uno sceneggiato della Rai che si chiama Peppino Girella, in cui Edoardo De Filippo spiega proprio questa accezione negativa della frase cose niente. Me la metterò poi nei commenti al video. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao Barib!